Cosa penso delle docce fredde se soffri di dolori persistenti? È utile sapere che le docce fredde possono dare un beneficio antinfiammatorio, ci sono differenti studi scientifici oggi nella letteratura. Personalmente faccio la doccia fredda quasi ogni giorno, o meglio, un getto freddo viene attivato dopo un tot di minuti sotto una doccia calda. Questo è quello che faccio, quindi alla fine la faccio fredda. eh, Mi dà un boost a livello di focus e di energia e soprattutto non ti fa veramente sentire freddo dopo una doccia calda, soprattutto nell'inverno questo aiuta. Se soffri di dolori persistenti ti ricordo che la guarigione è un processo, non è semplicemente un evento, quindi una doccia fredda ogni tanto non fa la differenza, quindi se vuoi farla, mettere questo processo nel tuo percorso di guarigione, ti invito a farlo in modo graduale, magari semplicemente switchando l'acqua per 10 secondi alla fine di ogni doccia. 10 o 5 secondi. È normale andare in iperventilazione, è normale che sia molto fredda. Inizialmente magari mettila non subito ghiacciata, ma leggermente fredda, e poi nei giorni dopo incrementa sia il livello di intensità del freddo che nella durata del freddo. Questo ti darà un beneficio a livello quindi di focus, di energia, ti sentirai molto meglio dopo. Questo non vuol dire quindi che è semplicemente una cura, può aiutare. Ricordati che la guarigione arriva con un processo olistico di varie cose. Il primo è la meditazione e l'educazione al sistema immunitario, al sistema nervoso, quindi come può influenzare attraverso l'educazione e anche altre pratiche come l'igiene del sonno e il movimento fisico, anche questo ultimo in modo graduale. Quindi la doccia fredda può aiutare assolutamente, non è controindicata, però ho notato che a persone che insomma hanno seguito questo protocollo di doccia fredda non hanno dato grandissimi risultati. A qualcuno sì, a qualcuno no, quindi sono un po' mixate i risultati. Tutto qua. Fammi sapere se hai già provato la doccia fredda o se la vuoi provare e magari ti do altri consigli a riguardo.